Buongiorno a tutti, oggi una piccola idea su come riciclare le uova di Pasqua. Noi non sappiamo più cosa farne, biscotti, dolci, di tutto e di più. Oggi impareremo a fare una crema spalmabile molto veloce a base di cioccolato e pasta di nocciole. Gli ingredienti: 200 g di cioccolato fondente al latte, quello che avete, 50 g di latte fresco o a lunga conservazione, 100 g di pasta pura di nocciole, pura al 100%, 100 g di latte condensato e 50 g di olio gusto neutro, mais, girasole, riso. Cosa dobbiamo fare? Accendere in un pentolino e mettere a scaldare il latte. Appena sarà caldo aggiungiamo il cioccolato. Aspettiamo che si sciolga e poi andremo ad aggiungere i rimanenti ingredienti. Ok, adesso il nostro cioccolato con latte sciolto deve essere liquido. Okay. Aggiungiamo i rimanenti ingredienti, quindi il latte condensato, lo trovate al supermercato, la pasta pura di nocciole, pura al 100%, e per ultimo l'olio. A una temperatura, cioè un fuoco molto basso, mescolo tutto fino a quando non sarà tutto molto omogeneo. Questa spalmabile si conserva in frigorifero perché ha comunque degli ingredienti freschi al suo interno, come il latte. La tirate fuori 10 minuti prima e diventa morbida, e nel caso la vogliate ancora più morbida basta aggiungere un po' di olio in più. Allora, la spalmabile è pronta, ora apparirà molto liquida, poi gli ingredienti cominceranno a rassodarsi, vedete è ancora molto calda, la coliamo all'interno di un vasetto o di un contenitore, la lasciamo prima raffreddare a temperatura ambiente, poi la trasferiamo in frigo e dura all'incirca una ventina di giorni, anche 25.